Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presentiamo la ricetta farfalle con pesto di pistacchio e mandorle. Ingredienti per 4 persone: 500 g di farfalle, 50 g di parmigiano, 200 g di mandorle, 200 g di pistacchi, olio extravergine d'oliva, sale e... Allora, prepariamo il nostro pesto di pistacchio e mandorle mettendo all'interno di un mixer i nostri ingredienti: mandorle, pistacchio e grana. Mescolare tutto e col tempo che il nostro prodotto è diventato quasi in polvere aggiungiamo la nostra pasta a cottura. All'interno della nostra polverina di mandorle e pistacchio aggiungiamo olio extravergine d'oliva e un mestolino di acqua di cottura della pasta. Continuare a frullare fino ad ottenere una crema. Dal momento in cui la nostra crema è diventata omogenea, come potete vedere, la versiamo all'interno della nostra padella e la facciamo riscaldare. Allora, appena la nostra pasta è cotta, possiamo aggiungerla all'interno della nostra salsa, mescolarla omogeneamente e procediamo ad impiattarla. La nostra pasta. Completiamo infine